Allora, siamo qui al termine di Permac Vittorio Veneto Trento, ultima di campionato, siamo qui con Giulia Reginato. Allora Giulia, o Ciucchi meglio, oggi concludi la tua stagione con la fascia da capitano, un'emozione nuova in un pomeriggio direi fantoziano dal punto di vista meteorologico. Sì, sono contenta nel senso che dopo anni che gioco a Vittorio questo alla fine è stato un po' la conclusione che tutti i giocatori vorrebbero, essere capitano della propria squadra. Peccato che le cose non siano andate come dovevano andare, perché alla fine vincere l'ultima di campionato sarebbe stata una cosa molto importante anche un po' per il morale del gruppo, però diciamo che le condizioni atmosferiche oggi non erano delle migliori, quindi purtroppo vabbè, è andata così. Ecco, difficile parlare della partita per tanti aspetti, tante motivazioni, non c'era granché in palio se non l'onore, il meteo ha complicato tutto, diciamo che il Trento ha dimostrato comunque di avere uno spirito combattivo, voi ci avete provato e poi un episodio ha deciso la partita a favore delle ospiti. Sì, il Trento comunque anche all'andata si era rivelato una squadra ostica che comunque ci aveva dato filo da torcere. È una buona squadra, se non sbaglio anche abbastanza giovane, e quindi alla fine in campo hanno meritato assolutamente di vincere loro. Peccato perché alla fine il gol del 2-1 è capitato tra l'altro su mio errore, che non giustifico, però cerco di capirmi da sola perché alla fine le condizioni, come ripeto, non erano per niente buone. Ecco, è stato un campionato sicuramente complicato, o meglio, un campionato dove non è arrivato all'obiettivo raggiunto, dove comunque è arrivata una semifinale di Coppa Italia con tutto quello che sappiamo essere successo. Qual è il tuo pensiero personale sulla stagione sportiva 2018-2019 del Permac Vittorio Veneto? Purtroppo gli obiettivi che ti prefiggi quando non riesci a raggiungerli ti lasciano comunque l'amaro in bocca. Io l'unica cosa che posso dire è che ci ho messo tutto quello che potevo metterci per riuscire a portare questa squadra dove secondo me merita di essere, e sono sicura che le mie compagne hanno fatto altrettanto. Situazioni, condizioni della squadra piuttosto che condizioni mentali che secondo me incide purtroppo tanto nella nostra squadra hanno portato a questo mancato obiettivo. Speriamo che insomma il Vittorio torni a splendere come nei migliori anni. Siamo qui con Arianna Cartelli, un'emozione particolare questo esordio in prima squadra col Permac Vittorio Veneto, una partita oggi condizionata dal maltempo, l'abbiamo detto più volte, però rimane questa grande soddisfazione dopo una stagione già molto positiva con la Juniores. Sì, è un'emozione speciale esordire in prima squadra e dopo la magnifica annata in Juniores, dove speriamo di andare il più avanti possibile, credo sia una grande soddisfazione che mi sono tolta. Ecco, com'è stato questo ingresso in campo, cosa hai provato, soprattutto vista l'opportunità appunto di confrontarti con giocatrici più grandi di te o con più esperienza di te e soprattutto anche con il tuo mister Laura Tommasella? All'inizio ero un po' ansiosa, però col passare dei minuti sono diventata sempre un po' più sicura di me e confrontarmi con Laura Tommasella è un'esperienza non male, ecco. Ecco, tu sei centrocampista, intanto come ti sei trovata in questo ruolo a partire appunto dalle juniores, come nasci centrocampista, diciamo, come ti sei scelta questo ruolo, se l'hanno scelto per te e a cosa punti per il tuo futuro calcistico? Il ruolo di centrocampista l'hanno scelto per me, all'inizio non volevo, ma con il passare del tempo mi sono abituata e è sempre bello insomma stare lì in mezzo al campo. E spero di continuare con questa squadra il più tempo possibile e spero di togliermi tante soddisfazioni sul campo da calcio e fuori. Come dicevi, il campionato juniores però non è finito perché attendete insomma notizie per affrontare la fase nazionale dopo aver vinto il campionato. Com'è stato vincere questo campionato da protagoniste con la squadra juniores? È stata un'emozione molto, molto bella perché vincere il campionato non è cosa da tutti i giorni, ma abbiamo tenuto testa anche alle migliori nonostante un periodo non proprio positivo e siamo contente di essere arrivate là in cima e stiamo aspettando con ansia di vedere come proseguirà la stagione. Allora, mister Fabio Toffolo, oggi una partita di pallanuoto più che altro, perché insomma non era facile chiudere la stagione comunque con una squadra importante come il Trento, che ha dimostrato valori tecnici per tutta la stagione, lo aveva fatto anche nella gara d'andata. Oggi condizioni meteo, squadra con tante assenze,
insomma Trento sicuramente con qualche stimolo in più, alla fine è venuto fuori un risultato non positivo, una partita dove comunque avete provato a fare grande densità a centrocampo soprattutto. Sì, oggi è stata una partita un attimino strana dovuta alle condizioni del tempo e del campo, e Trento aveva l'obiettivo di arrivare terzo in classifica da solo, quindi arrivare tra le prime 3 in campionato e superare le corregionali. E noi dal canto nostro un po' rimaneggiate, e quindi abbiamo affrontato a viso aperto cercando di giocare il nostro calcio. Ci siamo riusciti fino a un certo punto, dopo un attimino le motivazioni del campo non siamo riusciti a raddrizzare la partita. Comunque un plauso alle ragazze sia oggi che per quello che hanno fatto durante l'anno. Se siamo arrivati a questo punto secondo in campionato e tra le prime 4 in Coppa Italia, è solo da applaudire queste ragazze. Oggi tra l'altro la squadra ha chiuso con tante giovanissime in campo, una vetrina importante e il segno che comunque c'è della continuità a livello anche di vivaio per poter proseguire insomma come futuro in questa squadra. Insomma, i valori tecnici ci sono. Certamente, e d'altronde la Juniores ha vinto proprio il girone, quindi giustamente ci sono ragazzi di qualità e che meritano l'esordio in prima squadra. Tra domenica scorsa e questa hanno esordito 4-5 ragazzi, perché c'è un settore giovanile che è importante, che la società investe e ci crede, e quindi brave alle ragazze, brave a Mister Toma che hanno vinto il campionato, quindi è solo la logica conseguenza dei risultati delle piccoline questo. Ecco, ti chiedo 2 momenti particolari di questa stagione, non necessariamente positivi o negativi, comunque 2 momenti che nella tua mente rimangono come importanti, significativi di tutto questo percorso sportivo che oggi si è concluso appunto qui a Vittorio Veneto. Forse uno, la sconfitta su Unterland, dove l'Unterland aveva battuto la Diocese 3 giorni prima, e lì se facevamo una vittoria davamo, oltre che la classifica, anche al morale, all'entusiasmo, una bella botta per caricare le batterie per arrivare a fine stagione. E dopo lo scontro diretto con la Diocese di 10 giorni fa, dove abbiamo visto i valori della squadra che ha vinto 20 partite su 22, completa in tutti i reparti, quindi mentalmente forte. E noi abbiamo dato magari anche oltre quello che potevamo dare per restargli dietro, quindi abbiamo consumato molte energie, essendo sempre stati sotto pressione, perché l'unico risultato che dovevamo fare per tutto l'anno era vincere, e quindi quelle 2 partite mi sono venute in mente che potevano dare il là all'ultimo mese positivo, invece di trascinarsi fino ad oggi insomma. È un momento bello invece che comunque insomma ti dà così un ricordo piacevole di quest'annata. I ricordi ce ne sono tanti, perché abbiamo fatto tante ottime gare, belle prestazioni, abbiamo cercato di giocare un bel gioco, quindi le ragazze si divertivano, si impegnavano, quindi magari non c'è una partita in particolare, ma molti spezzoni di partite che sono stato veramente contento e orgoglioso di vederle giocare, di esprimere un buon calcio. Siamo qui con Mister Libero Pavan. Allora, un'ultima di campionato che ha espresso ancora una volta dei valori per quanto riguarda la vostra squadra, il Trento, molto importanti. Chiudete al 3° posto a pari merito con l'Unterland questa stagione. Avevate dimostrato già nella gara d'andata sul vostro campo di essere una squadra importante, e in quell'occasione il Vittorio aveva vinto con un calcio di rigore all'ultimo. Oggi vi siete tolti comunque la soddisfazione di battere la seconda classificata del campionato sul proprio terreno. Sì, era il nostro obiettivo cercare di fare la miglior partita possibile, e sicuramente noi abbiamo una squadra di livello, e questo livello che abbiamo raggiunto oggi diciamo che è quello che noi ci aspettavamo già all'inizio. Era il nostro obiettivo arrivare tra le prime 3, siamo tra le prime 4 diciamo, e quindi va bene così. Insomma, abbiamo migliorato molto la classifica tra l'andata e il ritorno, abbiamo fatto 7 punti in più. E questo era un altro obiettivo, insomma, cercare sempre di migliorarci, e chiaramente se continuiamo così e riusciamo a trovare, come dire, un qualche completamento della rosa, insomma, che alla fine del campionato è diventata molto ristretta per colpa di alcuni infortuni, e penso che anche l'anno prossimo potremo fare un campionato ancora migliore. Ecco, a proposito di rosa, mi viene in mente Giulia Rosa, che con la sua doppietta ha deciso questa partita, una partita inevitabilmente condizionata da un maltempo implacabile, dove però avete, insomma, per larghi tratti del match imposto il vostro ritmo, e quindi portate a casa appunto 3 punti direi sostanzialmente meritati. Sì, io penso di sì, abbiamo fatto per larghi tratti della gara, abbiamo fatto noi la partita, e
è sempre stato un po' il nostro obiettivo, insomma, nelle partite cercare di mantenere il possesso della palla e dominare il gioco nei limiti del possibile. La pioggia noi porta particolarmente fortuna, perché quando piove noi facciamo sempre delle buone prestazioni. Ho la fortuna di avere delle ragazze che sono delle vere guerriere, a cui piace mettersi in gioco anche in condizioni avverse, e una di queste appunto è Giulia Rosa, che ha fatto una signora doppietta, anche se il secondo gol è stato un po' viziato da un infortunio del portiere. Ecco, tra andata e ritorno abbiamo detto un Trento che appunto ha guadagnato 7 punti in più. Cosa è cambiato, diciamo, mentalmente oppure tecnicamente nella squadra, e soprattutto a cosa può ambire già pensando a quella che è la prossima stagione? Noi siamo una squadra molto giovane, quindi è cambiato che abbiamo avuto più esperienza, e quindi chiaramente tutte le partite all'andata sono state un'esperienza importante. Una cosa che è cambiata probabilmente è stata anche la capacità delle ragazze di riuscire ad andare oltre gli alibi facili che potevano esserci, gli infortuni, il tempo, le avversità infinite che possono capitare, e le ragazze sono state proprio brave a seguirci anche come staff. Noi abbiamo cercato sempre di far capire loro che gli alibi sono una cosa negativa, no? Che portano negatività nell'ambiente, e loro l'hanno capito e sono riuscite a migliorarsi costantemente, e tant'è che adesso abbiamo fatto 6 vittorie nelle ultime 6 partite, e questo è un risultato che ci rende molto orgogliosi di loro.